malore improvviso nella sede della storica azienda Minerva. È morto a soli 60 anni Andrea Riello, cordoglio del mondo imprenditoriale e delle istituzioni. Guidò Confindustria Veneto dal 2005 al 2009. Fu proprio Riello a dare il via al processo di fusione tra gli industriali di Padova Treviso e quelli di Venezia Rovigo. In serata a Mogliano il vertice che dà il via libera all'operazione. Scontro tra un tir e un pullman sulla Romea, paura a Valli di Chioggia, 12 passeggeri feriti, fortunatamente non sono gravi, traffico in tilt lungo la statale. Il Ministero delle Infrastrutture ha annunciato la partenza dei lavori di manutenzione del Mose. Si comincia con la barriera alla bocca di Lido Tre Porti, la prima ad essere stata calata in acqua nel 2013. Al presidente Mattarella chiedo che tutti siano chiamati a fare la loro parte in questo momento di difficoltà. L'appello di Don Armando Trevisioli, insignito del titolo di ufficiale dal Capo dello Stato. Una chiusura che è stata al centro di polemiche, quella del centro medico legale INPS di Mestre, polemiche infondate, ribatte l'INPS, il centro è stato semplicemente spostato a Marghera. È stata una mostra del cinema da record, in crescita a tutti i numeri anche rispetto all'edizione pre-Covid, il quadro conclusivo tracciato dal presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto. Edizione di Venezia dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito dei nostri titoli in apertura, tanta cronaca ma anche tanta attualità. Ed è proprio di attualità che parla questa sera la domanda del nostro sondaggio. In questo momento di drammatica crisi economica, di caro energia, serve un blocco dei licenziamenti? Se la vostra risposta è sì, chiamare lo 0422 16 26 91. Se invece la vostra risposta è no, chiamare lo 0422 16 26 690. Vi ricordo che il primo squillo è gratuito, i risultati questa sera a Ring. Passiamo ora alla cronaca e parliamo dell'improvvisa morte dell'industriale Andrea Riello, stroncato da un malore nella sua azienda. Vasto cordoglio nel mondo economico e politico nel giorno in cui sta per nascere dalla fusione tra Padova, Treviso, Venezia e Rovigo la seconda Confindustria più grande d'Italia. Un'idea partita proprio da Riello nel lontano 2008. È un lutto che colpisce l'imprenditoria veneta e italiana, l'improvvisa morte a soli 60 anni dell'industriale Andrea Riello, stroncato questa mattina da un malore nel suo ufficio della Riello Sistemi SPA a Minerve nel Veronese, fatale con tutta probabilità un infarto. I soccorsi sono stati immediati ma Riello non si è più ripreso. Alla guida della società fondata dal padre Pilade nel 1963, uno dei rami della Riello Industries passata ai 4 figli maschi, Riello era stato a lungo impegnato in Confindustria. Dal 2005 al 2009 era stato presidente veneto dell'Associazione Industriali. Tra i molti incarichi anche la presidenza della Fondazione Campiello e i ruoli nei consigli di amministrazione di alcuni dei principali istituti bancari. La scomparsa improvvisa, prematura del manager ha sollevato un'ondata di commozione. L'attuale presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, si dice sgomento e pieno di dolore. È per me un esempio indimenticabile di uomo imprenditore. Sentiremo forte e a lungo la sua mancanza. Persona per bene, imprenditore vero, ricorda Emma Marcegaglia, ex numero 1 degli industriali, che lo aveva avuto nel suo direttivo. Ha dato visione, entusiasmo e progetti a tutta la nostra comunità imprenditoriale, aggiunge Leopoldo Destro, presidente degli industriali di Padova e Treviso. Un esempio per noi e le generazioni più giovani. Per la presidente di Confindustria, Belluno Dolomiti, Lorraine Bertona, era un innovatore e un autentico ambasciatore del Made in Italy. Unanime il cordoglio della politica, dal presidente del Veneto Luca Zaia, che lo descrive come un imprenditore illuminato e sempre con il sorriso, al segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella, che ne ricorda la tenacia e lo slancio all'internazionalizzazione. Un grande dispiacere, aggiunge via tweet Enrico Letta. E la lunga serie di attestazioni di stima potrebbe continuare, come continua la sua visione dell'associazione industriale. Riello è morto nel giorno in cui i rispettivi consigli generali voteranno la fusione tra Assindustria Veneto Centro e Confindustria Venezia Rovigo. Credo che sia anche un po' eredità sua, eredità del suo pensiero, di quello per cui ha lavorato come presidente di Confindustria Veneto. Sta dunque per nascere, anche sulla scorta del lavoro avviato nel 2008 da Riello, la seconda Confindustria più grande d'Italia. Lasciando evidentemente la decisione a chi la deve prendere, in vista poi dell'assemblea del 28, ma è stato un processo molto partecipato, molto condiviso. Questo è uno degli elementi, diciamo, di forse maggior forza del progetto. Ancora cronaca, incidente lungo la Romea, un pullman e un tir si sono scontrati, sono 12 i feriti. Atti
Attimi di paura nel primo pomeriggio verso le 13:30 per lo scontro tra un pullman con a bordo operai e un tir lungo la Romea all'altezza di Valli di Chioggia, all'incrocio con il ristorante Volpin. 12 le persone rimaste ferite, ma non in gravi condizioni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il SUEM e le pattuglie della polizia locale, impegnate varie ore per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Sembra che i mezzi si siano scontrati mentre il tir era sul punto di svoltare. Il pullman, dopo l'impatto, è rimasto fermo con i passeggeri contusi a bordo, che mano a mano sono stati soccorsi dal 118. Tra i feriti anche il conducente, che ha riportato un trauma cranico. 3 di loro, tra cui l'autista, sono stati trasferiti con l'ambulanza all'ospedale di Piove di Sacco, 9 invece in quello di Chioggia per essere visitati. L'incidente ha inevitabilmente provocato code e rallentamenti al traffico. Un altro incidente, questo invece sul Costo, un motociclista perde il controllo della sua moto. Un brutto incidente stamattina lungo la strada del Costo, coinvolto un motociclista che è stato ricoverato in ospedale. Il trentenne residente nel Veneziano stava percorrendo la strada provinciale 349 in direzione di Asiago quando, in corrispondenza dell'8° tornante nel comune di Cogollo del Cengio, per causa in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo in curva, andando così a collidere con la cinta muraria di contenimento dell'opposta corsia di marcia. Il conducente, stando alle prime ricostruzioni effettuate dagli uomini della polizia locale Alto Vicentino di Schio e Piovene Rocchette, sarebbe stato sbalzato all'interno della ripa erbosa che costeggia il tornante, mentre la moto ha finito la sua corsa incastrata sotto il guardrail. Sul posto gli uomini del pronto soccorso e l'elisoccorso. L'uomo è stato trasportato al San Bortolo. Il Ministero delle Infrastrutture ha annunciato la partenza dei lavori di manutenzione del Mose. Si comincia con la barriera alla bocca di Lido Treporti, la prima ad essere stata calata in acqua nel 2013. Ad occuparsene sarà il raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Fincantieri. Il gruppo avrà il compito di estrarre le paratoie, ripulirle, trattarle e verificarne la funzionalità. Le operazioni si svolgono in quella che è definita la fase di avviamento del Mose, visto che l'opera non è ancora stata completata. Al presidente Mattarella chiedo che tutti siano chiamati a fare la loro parte in questo momento di difficoltà. Questo è l'appello di Don Armando Trevisiol. Una sorpresa inaspettata. Questa mattina è arrivato dal capo dello Stato Mattarella il conferimento di ufficiale a Don Armando Trevisiol. Alla fine della mia vita, perché ho 93 anni, ricevere da parte dello Stato italiano, di questo mondo così, dei rappresentanti del mondo civile, questo riconoscimento mi fa molto bene, anche perché, vede, io ho tentato sempre di tradurre il messaggio cristiano in qualche cosa che si riferisce a Dio, la speranza, l'aldilà, la misericordia del Signore, il messaggio di fraternità. Però ho sempre pensato che questo debba tradursi in un impegno di carattere solidale e sociale. Da questo sono nati i centri Don Vecchi. Don Armando Trevisiol, parroco di Carpenedo, oggi in pensione e fondatore dei centri Don Vecchi, si è sempre adoperato per gli anziani e le persone in difficoltà economica. Ecco perché nessuno sul territorio è sorpreso per questo meritato riconoscimento, dai politici ai cittadini che si congratulano anche attraverso i loro profili social. Aver ricevuto questo riconoscimento, dall'alto dei suoi 93 anni, porta Don Armando a lanciare un appello per far fronte a questo ennesimo periodo di difficoltà. Quindi ringrazio il Capo dello Stato per questo riconoscimento e gli dico: guarda, signor Mattarella, che questo suo riconoscimento mi spinge a spendere le ultime gocce di energia che ho, le ultime ore della mia vita su queste problematiche, e questo vorrebbe essere anche un messaggio a tutti gli uomini di buona volontà di fare la loro parte, e credo che assieme si può risolvere tutto. Quindi anche ai politici mi è impossibile pensare che non possono trovare dei terreni comuni su cui operare. Ora qualche istante di pubblicità, ma noi torniamo tra poco.
Edizione di Venezia, ben ritrovati. Un unico numero di telefono per tutti i taxi del Veneto è una delle principali richieste degli utenti taxi, secondo uno studio condotto dalla CGA di Mestre. Noi chiediamo che tutti i ragionamenti che vengono fatti sul servizio taxi siano fatti partendo dalle esigenze dell'utente, perché non dobbiamo costruire un servizio sulle esigenze delle parti economiche a cui dopo l'utente dovrà adeguarsi. Se siamo servizio pubblico è la parte economica che deve adeguarsi al servizio pubblico. Il servizio è offerto dai taxi del Veneto, visto e giudicato con gli occhi del cliente. Oltre a 292 motoscafi, in Veneto sono attivi 734 taxi, di cui circa 500 nelle città capoluogo, che trasportano complessivamente 5 milioni di passeggeri con un fatturato di 75 milioni di euro. L'indagine dell'ufficio studi della CGA di Mestre promuove la categoria, ma con alcune richieste. La cosa più importante che è emersa, che ha stupito anche noi, sono due. Per primo, che l'utente, nonostante utilizzi l'app, vuole comunque avere la possibilità di avere il telefono. Seconda cosa, che vorrebbe avere un numero solo da chiamare in modo da interrogare tutti i taxi. Secondo Gabriele Stevanato, presidente del Consorzio Veneto, che associa 12 cooperative di taxi, tra cui le 5 più grandi della regione, a Venezia, Padova, Treviso, Vicenza e Verona, il servizio funziona se si inquadra in un sistema organizzativo ampio, anche al di fuori delle principali città. Ci sarebbe bisogno di aiutare in qualche maniera tutte queste piccole realtà ad entrare in un sistema tecnologico per poter dare complessivamente in tutto il Veneto un servizio migliore e perché quando una persona chiama il taxi vada sempre il taxi più vicino. Questo significa prima di tutto costi minori per l'utente. Seconda cosa, ma non meno importante, meno inquinamento, perché se la macchina è più vicina si muove meno e quindi vuol dire anche meno inquinamento. Rimaniamo a Mestre e torniamo a parlare di una chiusura al centro delle polemiche, ovvero quella del centro medico legale INPS di via Fogazzaro. Polemiche infondate. Così l'INPS. Un'operazione dove si risparmiano più di 100.000 euro all'anno di soldi pubblici, quindi credo che sia un segnale importante per un presidio medico-legale INPS sul Mestre che rimane intatto nella sua efficacia, anzi diventa più fruibile per parcheggi e anche per locali, e credo che questo sia una buona notizia che ci sentiamo di dare oggi. È soddisfatto il direttore regionale dell'INPS Veneto Antonio Pone. Da ottobre il centro medico legale di via Fogazzaro a Mestre si trasferisce in via della Pila a Marghera, in ambienti messi a disposizione dall'INAIL. Una soluzione che non solo permette di risparmiare l'affitto da 116.000 euro della precedente struttura, ma mette a disposizione degli utenti uno spazio più facilmente accessibile, in cui peraltro la vicinanza dell'INAIL snellirà la gestione di determinati casi. Il paziente che viene a visita da INAIL e su cui il medico INAIL nutre qualche dubbio di competenza lo fa vedere anche immediatamente al medico INPS che è presente in sede e quindi la soluzione si trova immediatamente, evitando tutto quel flusso di comunicazioni che prima era imposto dalla distanza. Il dialogo tra INPS e INAIL è un esempio di sinergia tra enti pubblici che nelle parole dei suoi due direttori regionali nasce da una cultura comune di servizio alla cittadinanza, in un percorso seguito da vicino anche dal Comune di Venezia. Ci siamo sempre scambiati informazioni reciproche per arrivare al risultato. È un obiettivo raggiunto senza tanti clamori, senza tanti proclami, ma facendo sì che ci sia una razionalizzazione. È quello che secondo noi è la miglior cosa che si può ottenere. Anche le associazioni, in particolare devo dire è stata molto vicina a noi l'ANCI, hanno seguito questo percorso. Tutto questo va nella direzione di una scelta strategica condivisa a beneficio della collettività e anche dell'interesse pubblico. È appena conclusa, ma si può dire che è stata una mostra del cinema da record, in crescita su tutti i numeri anche rispetto all'edizione pre-Covid del 2019. Sono stati 60.477 biglietti venduti alla 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, rispetto ai circa 56.000 del 2019, già in un'edizione record del festival pre-pandemia.
un aumento quindi del 6% sui biglietti, mentre 12.000 sono stati gli accreditati. Il presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, è felice. Numeri importanti che ovviamente sono anche dovuti al ritorno della capienza al 100% delle sale. Diciamo che il confronto lo facciamo con il 2019, che era già stata una mostra record, e su quella mostra abbiamo un aumento intorno al 15% di presenze, fra biglietti venduti che sono aumentati e diciamo che gli accrediti e gli abbonamenti che sono aumentati, gli accrediti sono leggermente diminuiti. Un bilancio suo di questa edizione? Grandissima presenza artistica con contenuti che riflettono la nostra contemporaneità storica. Qualche problema si è invece verificato soprattutto nei primi giorni nel sistema di prenotazione. Le nuove tecnologie sono straordinarie, ma prima di essere lodate vanno sperimentate sul campo. Tutto quello che avevamo fatto lavorando a tavolino ha poi dimostrato qualche defiance nel momento in cui, per esempio, invece dei 500 accessi minuto che avevamo ipotizzato, sono stati 1400. Rimaniamo nella mostra del cinema di Venezia. Le prime parole, vi facciamo sentire appunto le prime parole del regista italiano Luca Guadagnino, intervistato dal nostro Lorenzo Maier pochi minuti dopo la sua premiazione. Complimenti. Grazie. È stupendo, no? Non è stupendo? Lo dedico ai registi iraniani Mohamed Rasulov e Jafar Pahani. Sto finendo di fare un film che si chiama Challengers con Zendaya e Josh O'Connor e Mike Feist. Quando vivi a Venezia cosa pensi? Che amo questa città e amo questo festival. Questo è l'ultimo servizio, vi ricordo che questa sera in prima serata ci sarà Ring, ospiti del nostro vice direttore Ferdinando Avarino questa sera, Flavio Baldan del Movimento 5 Stelle, Luana Zanella Verdi e Sinistra, Alberto Baban, Azione Italia Viva, Luigi Brugnario, sindaco di Venezia, Luigino Rancana, Alternativa per l'Italia No Green Pass, Ivano Cordoli, Tana Sovrana e Popolare. Vi lasciamo ora le previsioni meteo, grazie per averci seguito, buonasera a tutti. Benvenuti al meteo. Prevale ancora l'alta pressione sul nostro territorio, bel tempo dunque e clima caldo. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 14 settembre. Sul Veneto sarà protagonista della giornata il sole, cielo sereno al massimo poco nuvoloso, con maggiori addensamenti in corrispondenza delle zone montane dove nelle ore pomeridiane sarà possibile anche qualche locale acquazzone. Temperature in aumento, minime tra 14 e 19 gradi, massime invece comprese tra i 26 e i 32 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato in mattinata. A seguire cielo via via più coperto, vedete, con possibili piogge a carattere sparso. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime sui 25-29 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, avremo un'alternanza di tratti soleggiati e di annuvolamenti. Nel pomeriggio poi non si esclude qualche temporale. Temperature minime intorno ai 14-17 gradi, massime sui 30 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.